Lo vedete questo? Ciao, sono Luca Gottardo e sono qui nella spiaggia di Bibbione per presentarvi questo fantastico attico al quarto piano con 2 camere, fronte mare, con un terrazzone pazzesco. È davvero unico nel suo genere. Avete capito il perché, vero? È davvero raro trovare un appartamento così all'ultimo piano e con una vista meravigliosa come questa. Ora voglio farvi vedere l'interno. Dall'ingresso con guardaroba e scarpiera si arriva in questa che è la zona giorno. Devo dire che è molto ma molto grande e ha da questa parte la cucina, che tra l'altro è molto attrezzata, a parte il frigo e il congelatore, ha pure la lavastoviglie, e in quest'isola dove c'è posto sia da una parte che dall'altra per mettere pentole, posate e quant'altro. Questa zona è anche snack e quindi ci si può anche mangiare. Chiaro che qui lo spazio per mangiare non manca, infatti ha un altro tavolo in questo salotto molto ben illuminato dalle 2 vetrate grandi, e non dimentichiamoci che c'è un tavolo anche all'esterno. In un appartamento ovviamente non può mancare il bagno, e questo bagno ha la doccia con l'acqua calda gestita dal boiler. Mentre il mobile che vedete sporgere di fianco al lavandino è il mobile per la lavatrice è quindi incassata. Direi allora di passare a vedere le camere. Questa è la prima, la più piccola, è la camera singola col suo armadio e il suo letto singolo. Mentre questa è la seconda, la camera matrimoniale, molto ma molto grande, anche questa con una bella vetrata che dà sul terrazzo, quindi c'è l'uscita per collegarsi direttamente al terrazzo, e con una classica disposizione, quindi il letto, i 2 comodini, un armadio e un comò. Io qui vi ho detto tutto, adesso la scelta è vostra. Io invece rimango qui a godermi la vista.